In compagnia di Massimo Bracali al termine di Trissino-Castiglione, sconfitta per 12-2, si sanno che forse non era questa la partita in cui dovevate fare punti, quali sono le tue sensazioni? Vabbè, sappiamo benissimo che questa era una partita proibitiva per noi, poi siamo venuti comunque con 2 assenze, anche quello un po' conta, abbiamo una squadra piena di giovani, abbiamo fatto esordire un 2011, quindi ho visto una squadra che a sprazzi ha fatto anche abbastanza bene, poi quando il Trissino ha deciso di spingere chiaramente siamo andati in forte difficoltà, però prendiamo di buono quello che ci può essere di questa trasferta e andiamo a giocare la prossima, che è una sfida salvezza contro il Giovinazzo, comunque consapevoli di aver fatto un percorso fino ad oggi, diciamo, abbastanza buono. Appunto la settimana prossima giocate una partita molto importante contro il Giovinazzo, avete già vinto 2 scontri diretti e puntate a fare il tris. È chiaro, faccio gli scongiuri, ma giochiamo in casa, quindi andiamo per fare risultato pieno, bottino pieno. Se dovesse succedere sarebbe una bella cosa, se non dovesse succedere comunque il Giovinazzo rientra in corsa, ma siamo ancora lì. Io penso che siamo perfettamente in linea col campionato che dovevamo fare e che ci eravamo prefissi di fare. Sapevamo che era un campionato difficile, che abbiamo giocatori inesperti per la categoria, che siamo una squadra tutta giovane, che il più vecchio, a parte il portiere, è un 2002 e quindi siamo contenti e felici fino ad oggi. Grazie mille.